sposati solo da 2 ore non parlavano. Lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito. Lui guidava a sguardo fisso sull'asfalto la sua Cadillac. Con Las Vegas alle spalle ed una meta ancora incognita. Si diceva che erano pazzi e si baciavano sui metro per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio. Ignoravano la gente che rideva sempre un po' quando si vestivano da sposi, un giorno sì e uno no, quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico. Stranamente le tornava all'improvviso come sempre quel sorriso in volto. Fermi ai bordi della strada lui insultava la sua Cadillac. Lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina. Amore mio, dove stai andando? La rincorse e l'abbracciò, poi la prese in braccio e proseguì verso il deserto. Chi li ha visti allontanarsi? Un camionista di New York disse che quell'uomo strano le parlava e invece no, di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico. Disse infatti che la donna lo guardava stranamente col sorriso in volto. Quando si vestivano da sposi, un giorno sì e uno no, quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico. Stranamente le tornava all'improvviso come sempre quel sorriso in volto. Stranamente le tornava all'improvviso come sempre quel sorriso in volto. Bravissimo, un applauso a Dennis Capovilla di Pieve del Grappa, questa voce bellissima, con questa bellissima canzone che dà emozioni. Cari spettatori e spettatrici, è una settimana che non ci vediamo per problemi enormi, come avete visto, come abbiamo sentito, che purtroppo stanno mettendo il nostro paese all'angolo. Però noi ci rimboccheremo le maniche, ritorneremo a essere quelli di una volta, perché questa è l'Italia, questi sono gli italiani, questi sono i veneti che avevano fatto un grande nord-est e che qualcuno ha affossato, di sicuro non per colpa nostra. Nel telegiornale io ho aperto il promo con una maschera che qualcuno questa sera dovrà sentire il peso e forse tra sé e sé dirà: forse quella maschera me la merito, dovrei mettermela io, vergognarmi di quello che abbiamo firmato, di queste famiglie, come tante famiglie, che questa sera racconteranno questa storia tremenda, questa storia di un figlio, Leonardo, che salutiamo a casa
con papà Mauro Taverna. Questa sera li avremo ospiti, poi ve li presenterò, ma soprattutto per far capire l'angoscia che tutti noi, quelli che seguono questa storia, hanno provato in questa lunga settimana. E poi c'è un altro ospite importante, un ospite che io assolutamente ci tenevo che fosse qui presente questa sera, perché nelle sue mani, anche nelle sue mani, ci sono i nostri anziani, queste meravigliose persone che hanno lavorato una vita, che hanno sacrificato, che hanno fatto di tutto e di più, e per fortuna ci sono queste residenze, perché qui a Treviso abbiamo la fortuna di avere l'ISRA e questa sera c'è il suo direttore, il dottor Giorgio Pavan. Ma vi presento subito gli ospiti e chi non poteva esserci questa sera. Eccola qua, mamma Martina Varini, guardate che sorriso con questi occhi splendidi, Grazie. ma proprio un sorriso di speranza, vero Martina? Certo. E vicino a lei chi c'è questa sera? C'è un'altra figlia che voi non avete conosciuto ed è Elisabetta Taverna, calciatrice, poi ti farò una domandina Elisabetta. E poi dall'altra parte chi c'è? Un'altra figlia, Veronica Taverna. Ciao Mirella. Che studia biologia. All'Università di Ferrara. All'Università di Ferrara. E vicino a lei chi c'è? Il dottor Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. Buonasera e grazie. Grazie a lei direttore, grazie a tutti di essere qui. Io direi di partire subito col servizio per far capire cosa è successo in questa settimana dove questa famiglia ha visto la sua casa andare all'asta. Nella puntata precedente abbiamo raccontato la storia di Mauro Taverna, di questo artigiano che stava bene, non c'erano problemi, poi è arrivata la crisi, il suo lavoro è diminuito tantissimo, le aziende non hanno più pagato e lui si è visto un po' alla volta sfilare dalle mani questo meraviglioso lavoro che era il suo lavoro di artigianato. Ma non bastava, perché nella famiglia, in questa meravigliosa famiglia Taverna, c'è un ragazzo, Leonardo, che adesso ha 14 anni, con una malattia invalidante, terribile. E cosa fare? Non basta, perché lui paga gli operai, paga tutti, ma non riesce a pagare le banche. Perché? Perché i soldi non arrivano più. Però ha trovato anche lavoro ai suoi operai. Ha fatto di tutto. Ha cercato di dire anche alla banca: io vorrei pagarvi un po' alla volta. Gli hanno detto di no. E la sua casa è andata all'asta. Vediamo il servizio. Qui siamo sul parcheggio, abbiamo il tribunale, qui sono stati un po' più clementi, è grigio. Poi guardate la Basilica di Sant'Antonio. E poi guardate a fianco il nuovo. Guardate bene, il vecchio, armonioso, bellissimo, dolcissimo, e il nuovo, azzurro. Eccolo qua. E tutto attorno cubi. Cubi, cubi, cubi. E poi all'improvviso si erge un altro campanile bellissimo, di un'altra basilica, di un'altra chiesa, e ancora nuovo. Lascio a voi le riflessioni. Ciao grande famiglia di Rete Veneta. È mercoledì 26 febbraio, sono le ore 15 e siamo davanti al Palazzo di Giustizia di Padova. Oggi ci sarà questa asta importante, si capirà se qualcuno ha avuto il coraggio di presentarsi ad acquistare questa casa con questo capannone, e noi vedremo e sentiremo come finirà la storia di questa famiglia meravigliosa, ma soprattutto di Leonardo, questo ragazzo meraviglioso di 14 anni che per queste leggi assurde, oltre ad avergli portato via la sua vita, gli sta portando via anche la sua casa, dove lui sta cercando di vivere in maniera dignitosa. È arrivato il papà con la sorella, eccolo qua. Ciao Mauro. Ciao Mauro. Ciao. Allora, papà Mauro, con chi sei? Con le mie figlie. Con le tue figlie? La calciatrice? Eccola qua. Ciao carissima, ciao Elisabetta. Ciao. E tu? Veronica. Ciao Veronica. Allora Mauro, secondo te cosa succederà oggi, questo pomeriggio? Non ho idea, spero bene che si possa superare il primo step e poi spero nell'aiuto di tutti come
Che sensazione stai provando? Un sacco di telefonate, un sacco di persone che ci appoggiano, che ci sostengono e speriamo un bene per tutto. Incrociamo le dita allora. Esatto. Allora adesso voglio conoscere tue figlie bellissime, con degli occhi stupendi. Allora, cosa ti senti di dire oggi? Cioè, tu ragazza giovane, con un futuro tutto da dipingere, proprio da dipingere, cosa provi a essere qui, ma soprattutto per riuscire a far capire l'importanza di lasciare questa casa non quanto a voi, ma a tuo fratello Leonardo? No, infatti la cosa è stata fatta più che altro per Leonardo, perché se fossimo state solo noi non ci cambiava niente cambiare di casa, anche se comunque dopo quasi 20 anni che vivi nella stessa casa un po' la cosa è un po' complicata. Però voglio dire, i miei genitori hanno sempre fatto tanti sacrifici per riuscire comunque a darci una vita dignitosa, specialmente a mio fratello che ha avuto bisogno di un sacco di terapie, quindi i soldi non è che se li siano mangiati per sfizi loro, li hanno Brava. spesi per i figli, e quindi secondo me voglio dire, è una mancanza anche di rispetto fare tutto questo per qualche soldo, capito? Perché ormai il mondo gira intorno ai soldi e non si guardano più in faccia le persone, ma solo quanto hanno nel portafoglio, e quindi per me è proprio una mancanza di rispetto. Ma soprattutto una domanda che io ti chiedo. In giro, come diceva tua mamma, tanta cattiveria, però anche tanta solidarietà. La bilancia è uguale, forse più solidarietà che cattiveria. Certo. Però ci sono gli avvoltoi, questi avvoltoi che girano Ma- attorno a queste situazioni per prendere, per depredare, ma soprattutto per togliere la dignità a queste famiglie, perché togliere la casa in una situazione così terribile, così drammatica, vuol dire togliere la dignità, entrare nella vostra privacy. Ecco, secondo te cosa vuoi dire anche al governo, a questi parlamentari che dovrebbero legiferare in maniera di difendere un po' tutti, ma soprattutto questa disabilità e queste cause così terribili? Io vorrei dirgli che se capitasse a loro, io capisco che loro hanno talmente tanti soldi che non gliene fregherebbe niente, perché prendono qualcuno e lo mettono là a fare il lavoro del genitore, capito? Ma fare il genitore secondo me non è un lavoro. Ok, io sono giovane, non ho ancora figli, perché per ora non mi sentirei nemmeno, anche se avessi qualcuno, un compagno, eccetera, di avere figli, perché non saprei neanche come dargli da mangiare. Però voglio dire anche ai politici, voglio dire, se dovesse capitare a voi che vi tocca rinunciare praticamente anche ad uscire la sera con vostra moglie, perché ci sono situazioni che vanno gestite 24 ore su 24, come vi sentireste se uno venisse a casa vostra e vi dicesse: bene, adesso prendete, fate le valigie e ve ne andate da casa, perché adesso la casa è mia e voi dovete uscire con magari la situazione comunque complicata che c'è già dietro un figlio che non ha, voglio dire, come me, che io posso prendere e andare in giro da sola, capito? E non ho bisogno della mamma sempre dietro che mi venga a pulire il naso, per dire una cosa molto banale. Però reale. Sì. E quindi io non lo so come vi sentireste. Dopo, se il cuore vostro è fatto di ghiaccio, problemi vostri, però voglio dire, una persona con il cuore, secondo me, si sentirebbe uno schifo a fare una cosa del genere. Sentiamolo l'altra sorella, la calciatrice. Oggi è arrivata anche la calciatrice. Allora, tu sei? Elisabetta. Elisabetta, hai sentito le parole di tua sorella, queste parole che sono proprio uscite dal cuore, e tu cosa vuoi dire a queste persone che veramente tolgono a voi questa dignità che con tanta fatica i vostri genitori hanno cercato proprio, e quei valori di trasmettere anche a voi? Io posso solo dire a chi ci vuole togliere qualcosa che noi saremo più forti di loro e che cercheremo di portare a Leonardo tutta la forza che abbiamo e di portare a casa la nostra casa, perché la nostra casa è solo nostra e fatta solo per lui. Avete sentito cosa ha detto? Senti Elisabetta, quando calci, specialmente i rigori, chi è che ti sembra di avere davanti? Il portiere o qualcun altro? Allora, diciamo che rigorista non sono proprio, però diciamo che in allenamento, quando provo qualche rigore, davanti c'ho che se segno
se non segno ci ho provato. Quindi oggi noi è come un rigore, ci proviamo, però ce la metteremo tutta la forza che abbiamo la metteremo su quel calcio e cercheremo di fare del nostro meglio. Allora Elisabetta, voi state entrando per questa importante asta, per tutti noi anche. Questa è la busta che contiene tutte le buste che sono arrivate al Banco Solidale. Se le vuoi contare Elisabetta quante sono, mettile pure qua, conta forte. 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, queste sono le buste che sono arrivate dalla grande famiglia di Rete Veneta, oltre naturalmente ai contributi che hanno mandato sul conto corrente della Proloco di Piazzola sul Brenta, perché è là che dovete inviare questi contributi che date per Leonardo. Certo. E io sono sicura che queste buste saranno di buon augurio. In bocca al lupo ragazze, Grazie mille. andiamo, anche se mille. oggi non ci si può dare la mano, ma noi ce la diamo noi ce la diamo perché lo stesso. è una mano importante. Grazie Avanti, noi aspettiamo qui fuori. In bocca al lupo. È arrivato anche il consigliere Luciano Sandonà. Allora, intanto grazie di essere qui anche lei oggi pomeriggio. A che punto siamo anche con i soldi? Beh, siamo arrivati a un buon punto anche grazie alla generosità di tutte le persone che hanno visto il caso dalla Mirella, che è stata, ricordo sempre che sei stata quella che è intervenuta assieme subito, assieme con la Paola Pilotto del mattino, che ha sollevato il caso praticamente del piccolo Leonardo, e siamo arrivati praticamente a 60.000 euro ad oggi, quindi una cifra notevole, considerevole, che ci ha fatto aprire anche il cuore e ci ha fatto anche capire quanto generosi sono i veneti, quanto generosi sono le persone che ti ascoltano, Mirella, e vedono la tua trasmissione e hanno seguito i nostri appelli. Hai detto, Sandonà, un aumento incredibile al giorno di contributi. Ma circa 7-8 mila euro al giorno che arrivano nel conto corrente, anche con offerte piccole di 10, 20, 30 euro, 15 euro. Cioè questo ti fa veramente, questo mi dicono insomma da chi sta monitorando conto corrente, ti fa capire insomma anche le persone, quelle che hanno anche meno possibilità, che vogliono dare il loro contributo per una causa che ha, diciamo, fatto aprire il cuore a tutti quanti noi. Un'altra cosa che volevo raccontare è Sandonà, quell'anziana che mi ha fermato, e tra le 6 buste che oggi ho consegnato alle sorelle di Leonardo c'è la busta di questa anziana che io non so perché non ho aperto le buste, e mi ha detto: non vado al cimitero, oggi ho deciso che questa busta la darò a Leonardo. È stato un momento talmente commovente, guardate, a vedere questa anziana che è venuta al banco a portare questa busta, che veramente fa capire il valore dei nostri anziani, che forse più di qualcun altro riescono a capire i momenti drammatici delle famiglie, forse perché loro li hanno vissuti questi momenti. Sì, perché sono le persone che hanno, ricordiamo che sono quelli che hanno costruito il Veneto, che hanno fatto il Veneto, che hanno lavorato per dare questi risultati a cui noi oggi ci troviamo, perché questo è il punto e queste persone, ma anche a me, hanno fermato in tanti, ci hanno detto: avete un cuore grande, state facendo una battaglia giusta, ci hanno dato incoraggiamento, cioè, mi hanno fatto anche sinceramente più di qualche volta commuovere, perché lo dicono veramente col cuore, Mirella, cioè è quello che è il cuore delle persone, delle nostre persone e anche dei nostri anziani, perché è da loro che parte anche, che portano certi input nei confronti anche delle persone più giovani, le famiglie più giovani, ci dicono: tenete duro, fate una battaglia che è giusta per questa famiglia che è già sfortunata di suo. Allora oggi c'è anche l'avvocato di parte che difende la famiglia Taverna. Sì. Non vuole essere ripreso, giustamente, è un momento delicato, ne parleremo dopo quando usciranno, quando uscirete tutti. Noi non possiamo entrare, lo sapete, con le telecamere, non posso entrare neanch'io, ma per noi entrerà Luciano Sandonà. In bocca al lupo, a dopo. Grazie Mirella. Allora, mamma Martina, allora voi non avete visto, ma quando parlavano le sue figlie, le lacrime scendevano sul volto di Martina, perché stavano parlando non con il cuore, con più i valori che tu e tuo marito, i nonni, hanno trasmesso a queste 2 ragazze, e sono valori veramente importanti. Allora Martina, abbiamo sentito anche il consigliere Sandonà, ma soprattutto cosa vuoi dire? Cosa è successo? All'improvviso c'era una nube nera, io ero ottimista l'ultima volta che sei venuta, sono 15 giorni che non la vedo,
perché non c'eri quel giorno, perché giustamente stavi a casa con Leonardo, questa sera c'è il papà a casa con Leonardo, però la tua presenza si sentiva. C'eri, i tuoi figli parlavano, però io ti sentivo presente. Prego Martina. Sì, la nostra famiglia, io da mamma e mio marito da papà non abbiamo fallito con le nostre figlie, con i nostri figli. E mi sento orgogliosa delle mie figlie, come parlano, come sono state educate, ma anche loro hanno patito tanto, nel senso perché, come dicevo l'altra volta, hanno rinunciato al nucleo familiare, praticamente alle uscite, a tutto, perché noi con Leonardo abbiamo sempre dovuto dividerci. O usciva mio marito con loro o uscivo io con le mie figlie. E però loro non si sono mai lamentate, mai. Mai e mai. Hanno sempre seguito l'andamento della famiglia in un modo fantastico, spettacolare. Difatti io non avevo sentito l'intervista perché logicamente non c'ero e mi sono commossa perché sono due ragazze straordinarie e come lo sono con me e il mio marito, lo sono anche con il fratello. Difatti Elisabetta, lei non lo dice mai, però io lo so, che quando lei gioca a calcio, suo fratello è in sedia a rotelle, quindi lei dice sempre: io corro con Leonardo sulle spalle, come giocasse il mio fratello a calcio. Elisabetta, dura è adesso farti la domanda, perché Elisabetta si è commossa. Guardate, questa calciatrice, questa sensibilità di questa ragazza nel sentire la mamma e ricordare il fratello che è a casa, la sofferenza che hanno subito anche loro da bambini, da piccole, di non poter uscire tutti assieme, quelle cose che ti mancano, è inutile nasconderle, che mancano. Poi cresci, te ne fai una ragione, però dentro di te mancano. Ce la fai a parlare Elisabetta? O vuoi che parli tua sorella intanto? Ecco, vedete quanto commossa è Elisabetta Taverna, questa calciatrice, questa ragazza, questa sorella, soprattutto questa meravigliosa famiglia. Allora, Elisabetta, te la senti di raccontare un po' questa entrata in questa casa d'Aste? Scusa, sì, Veronica, scusa, in questa casa d'Aste, Veronica, cioè l'emozione ma la paura. Io vi ho visto quando siete entrate, poi vedremo questa paura che non sapevate cosa vi aspettava. Ecco, e questi momenti terribili che non finivano mai. E invece cosa è successo? Prego Veronica. Allora, per me è stato strano perché non ero mai stata nemmeno neanche in tribunale, mai una volta, non era un ambiente familiare, insomma, che comunque... sì, l'agitazione c'era, però alla fine siamo riusciti ad essere solo noi a fare l'offerta per questa casa. Sentite? E quindi siamo riusciti a un primo passo per riavere la nostra casa, anche se è stata dura sia moralmente che fisicamente, insomma, però alla fine devo dire che anche la solidarietà che abbiamo visto nelle persone che comunque hanno fatto, anche se piccole, delle donazioni, si è sentita e siamo felici anche che sia andata così. Vuol dire che alla fine in tutto il mondo, anche se la cattiveria esiste, però alla fine il bene... Vince la solidarietà. Sì, trionfa sempre. Allora, poi voi vedrete, perché non basta quello che avevano passato, è dopo quando tu devi affrontare quello che non hai mai visto, il nuovo. Questo nuovo che si trasforma in un mostro. Poi vedrete le immagini, io mi domando se è possibile. Già ti senti distrutto. Devi affrontare una porta, ma quella porta è su un palazzo enorme, buio, perché li fanno tetri. Pensate il Tribunale di Venezia, nero. Già ti arriviate e te trema le gambe. Quando te vedi sta roba e te trema ancora di più, te caschi per terra. Siamo andati là, tribunale grigio e la casa delle aste marrone tetro, è enorme. Ti senti piccolo, ti senti perso, ti senti solo.
Ma l'idiozia fin dove arriva? Ma è possibile fare così tanto male alle persone che non sono abituate a questi colossi terribili, a questa legge, che la legge è uguale per tutti, è scritto. Ma dove? Ma quando? Dottor Pavan, lei di situazioni come queste che abbiamo raccontato ne vive tutti i giorni. Forse li vive in maniera anche forse più forte di quello che si pensa, perché voi direttamente siete a contatto con queste persone, penso ai vegetali, che non sono di sicuro tutti anziani, ma sono persone anche giovani, questi familiari che alle volte non ci sono e voi cercate in tutte le maniere di sopperire a questa mancanza. Cosa si sente di dire questa sera, dottor Pavan? Beh, mi sento di dire come prima cosa che bisogna prendere questa famiglia, fare un quadretto e averla un po' come punto di riferimento. Mi viene da pensare di quante volte ci lamentiamo dei ragazzi perché vivono, nascono e si sviluppano nella bambagia senza alcun problema, ritrovandosi poi magari in età adulta ad affrontare problemi che non hanno mai affrontato, e abbiamo sentito invece quale scorza e quale dolcezza Veronica e Elisabetta sono riuscite a costruire, hanno elaborato un male, non sono state sopraffatte dal male, hanno elaborato un male, e questa elaborazione è dovuta al fatto che è avvenuta all'interno di una famiglia unita che ha affrontato una grande difficoltà, come capita troppo spesso a troppe famiglie che con una certa frequenza vengono lasciate a se stesse. Da questo punto di vista, da sempre, non per buttarla in politica che non è il caso, ma da sempre si dice dobbiamo investire in una politica per le famiglie, sì, che deve essere fatta cesellata sulle famiglie, cioè le famiglie più abbienti hanno la possibilità di arrangiarsi un po' di più, le famiglie che vanno in disgrazia per una serie di motivi abbiamo il dovere come società civile di aiutare chi resta indietro. E quindi se da una parte è vero che noi ci troviamo davanti una burocrazia che spesso non distingue una cosa dall'altra, fa tutt'uno, dall'altra troviamo una società solidale. E questo mi sembra il dato più positivo di questo racconto, insomma. Hai fatto un riferimento alle cose che noi vediamo, no? Ad esempio dove io lavoro, ed è questa necessità che io trovo. Tutte le famiglie possono andare incontro ad un problema e tutte le famiglie prima o dopo affronteranno grandi problemi, tragedie economiche, lutti, separazioni, incidenti, e questo capita ogni giorno nella nostra vita, malattie e così via. Allora il tema vero è aiutare le famiglie a elaborare, cioè a vivere su questo problema e aiutarle a farsene carico, ma non abbandonandole a se stesse, ma in una società solidale che in qualche maniera... Vedi, il tema del bene comune. Il bene comune vuol dire che è un bene condiviso. E il bene condiviso non è solo quello che è bene, ma è anche quello che è male che diventa bene condiviso. Cioè, un alto e un basso fa un medio. Vuol dire che il bene comune non è fatto da tutti i ricchi che insieme si mettono a far festa. Non è questo il bene comune. Il bene comune è centrato sul concetto di solidarietà, certo, per cui anche Leonardo è parte di noi. Sì. È in questo senso che Leonardo non è un peso, ma è un bene comune. È il coraggio di arrivare a questo. Loro l'hanno dimostrato, come dire, senza studi di pedagogia, di psicologia. L'hanno detto da sorelle, con l'emozione, con l'affetto che le trasporta. La calciatrice, poi insomma, anch'io amo lo sport, il calcio, quindi dopo curioserò su cosa fa, ma anche la nostra biologa in corsa. Sì. Hanno avuto un affetto e una durezza nella determinazione che insomma bisogna davvero farne un quadretto, e complimenti alla mamma. Insomma. Senta, dottor Pavan, io mi sono un po' indignata quando ho visto che anche lei è stato attaccato perché hanno detto che ha fatto troppe cose belle di lusso
che doveva fare delle cose meno belle, e sto parlando del co-housing meraviglioso che abbiamo all'interno del centro storico, dove io invece plaudo a questo direttore, al presidente che c'era prima, perché hanno avuto il rispetto di anche altri anziani, quelli che possono anche vivere una situazione migliore, perché magari hanno un po' più di possibilità, però senza dimenticare prima di ristrutturare quello che era il vecchio, cioè il rispetto per quelli che non potevano andare in un co-housing, ma erano in queste residenze per anziani. Residenze per anziani che io invito tutti a visitare, sono residenze no dignitose di più, con del personale meraviglioso. Quando è stato fatto questo attacco, io dico, lo dico io, tanto chi se ne frega, la Mirella dice quello che pensa, questo attacco politico anche, non si è sentito un po' portare via una parte di sé, la parte migliore, quella che parla appunto del rispetto degli anziani in generale? No, per due motivi. Il primo motivo è che io sono un servitore delle istituzioni e le istituzioni, io dirigo un'istituzione che ha un consiglio di amministrazione che ha il potere e il dovere di dare l'indirizzo rispetto a cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto fare. E quindi, come dire, una volta che mi si dà un obiettivo, io sono criticabile nella misura in cui non lo raggiungo. Ma non mi si può criticare nell'obiettivo, perché l'obiettivo è un compito della politica e del Consiglio di amministrazione, quindi questa è la premessa. Quello che però posso aggiungere rispetto a quello che tu dici è che senza ombre di dubbio tra il Consiglio precedente di amministrazione e il Consiglio attuale ciò che li accomuna è l'idea del bello. Entrambi condividono l'idea del bello. Beh, questa è una bella frase. E allora deve vincere il buono e deve vincere il bello. Sono d'accordo. E allora, vedi, il bello dopo può articolarsi in diverse maniere. E noi dobbiamo essere così aperti di mente e così disponibili a cavalcare un futuro possibile che dobbiamo apprezzare il fatto che nel prima e nel dopo chi governa, chi dirige, chi orienta un ente grande, importante come l'ISRA, ha in sé, ma dico in tutto il Consiglio di amministrazione, l'idea del bello. E allora secondo me, al di là delle cose insomma di secondaria importanza, delle piccole differenze eccetera eccetera, secondo me invece l'ISRA è un valore per Treviso, lo è stato, lo è e lo sarà sempre di più e si spera migliorando sempre di più. Allora guardiamo il prossimo servizio. Sono le 15:32, l'apertura è alle 15:30, non è arrivato ancora nessuno a parte noi, incrociamo le dita. Forza, forza Leonardo, dai che ce la faremo, avanti. Dall'ingresso del tribunale, a poche centinaia di metri, ci siamo spostati davanti all'Associazione Professionale per le Esecuzioni della provincia di Padova, cioè dove si svolgono le aste. Adesso aspettiamo che escano Mauro e le sue figlie e sentiremo cosa ci diranno. Io sono fiduciosa e ottimista, anche perché non ho visto entrare nessuno. Il fabbricato alle mie spalle, come vi ho detto, è dove si svolgono le aste e sono dei mostri. Guardate, mi sembra a Venezia, anche a Venezia il tribunale nero. Qui tutto nero, sembra che ti inghiotta, incute paura. Ma perché hanno deciso di fare questo colore e questa austerità? Già le persone che arrivano qui sono provate, anzi di più. Non so, gli architetti, cioè non potevano farlo giallo magari, o tricolore, o variopinto? Certo che incutono paura. Guardate, è una sensazione terribile entrare in questi posti. Ecco, già dall'esterno fa capire quanto piccoli siamo di fronte alla giustizia, alla legge, alla nostra dignità. Luciano Sandonà, vedo
Il sorriso? Cos'è successo? Siamo contenti, dai. La casa è stata aggiudicata e adesso abbiamo 120 giorni, insomma, per finire l'opera, che è quella di finire a raccogliere i soldi della gente, insomma, di chi ci darà una mano, ecco. Allora Mauro è molto provato, non tento neanche di intervistarlo, è una giornata particolare questa, ma non solo questa giornata, questo pomeriggio, è una storia lunga da anni, perciò provate a pensare cosa può provare questo papà, questo marito in questo momento. Allora ragazzi, battiamo il 5 intanto, e vai Elisabetta, e vai, dai Mauro, al banco il 5, batti il 5. Un abbraccio grande a Martina, avete visto, abbiamo portato fortuna. Rete Veneta, la grande famiglia di Rete Veneta porta fortuna. Io lo sapevo, 120 giorni, però il primo passo, il primo step è stato fatto. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Un abbraccio grande a Leonardo. Ciao, 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 ciao. Come vedete, grande famiglia, il semaforo segna verde, abbiamo il verde. Luciano Sandonà è talmente emozionato, Luciano Sandonà, che voi non avete idea. Per lui è stato un pomeriggio particolare, perché come spiegava, una situazione che durava da anni. Ci saranno questi 120 giorni, però il primo step è stato fatto ed è un step importantissimo. Giornata delle ceneri mercoledì. Io questa mattina ho detto che ho bisogno di tutte le Madonne e oggi sono arrivate qua le Madonne, sono sicura, perché non potevamo cospargerci il capo di cenere, perché noi non abbiamo niente, assolutamente fatto qualcosa di sbagliato. Qualcun altro l'aveva fatto e queste ceneri sono cadute sui loro capi, perché come avete visto il semaforo qui davanti a questa importante costruzione, qualcuno ha detto no, Leonardo deve rimanere in quella casa. Io devo ringraziare Luciano Sandonà, tutte le persone che hanno contribuito, che stanno contribuendo perché questa casa rimanga a Leonardo. Cosa vuol dire queste persone? Volevo ringraziare anche tutti quelli che hanno collaborato e che ci hanno messo la faccia e ci hanno messo l'impegno in prima persona, a partire dal sindaco di Piazzola, l'amministrazione comunale, la Proloco di Piazzola, i consiglieri comunali, quelli che ci hanno dato, diciamo, il loro apporto, come Federico Bellot, e la Chetti Zecchin, quindi l'associazione che rappresenta la Chetti Zecchin, e tutti quanti, la grande famiglia di Rete Veneta, la Mirella, che ci ha messo subito, mi ha detto ma noi siamo sicuri che ce la facciamo. Mirella ci aveva dato subito una ventata di ottimismo, perché e questo ci ha tirato su anche il morale, perché anche in questa partivamo, diciamo, mogi, ma dopo con la grande forza soprattutto di tutta la gente che ci ha dato una mano. Pensate che è commovente sta cosa, ma ci sono centinaia di persone che ogni giorno ci versano dei soldi, ci danno anche un contributo piccolo o anche più grande, ma sono centinaia di persone, una cosa che io personalmente non avrei mai immaginato, una solidarietà del genere e un cuore così grande da parte di tutti i veneti. A che cifra dobbiamo arrivare, Luciano Sandonà? Dobbiamo arrivare poco più di 200.000 euro, ma ce la faremo sicuramente. Ce la faremo sicuramente perché sappiamo che alle spalle abbiamo una grande famiglia e una grande regione che ha un cuore grande, e ci sono tante persone che ci stanno vedendo e hanno visto questo caso e ci stanno dando una mano. E allora io aggiungo che io sono fiduciosa, ottimista e sono sicura che ce la faremo. Alla prossima puntata, ciao! Ed ecco qua la puntata, come vedete abbiamo in sovraimpressione l'IBAN, salviamo la casa di Leonardo, intestato alla Proloco di Piazzola sul Brenta, mi raccomando l'intestazione va fatta alla Proloco di Piazzola sul Brenta, però io adesso ho anche in mano una cassettina. Sono 15 giorni, Martina, che noi non abbiamo potuto aprire il banco per questo coronavirus, per cercare di anche noi di riparare e di fare protezione verso questi anziani, questi volontari, perché è un virus e non si sa, perciò dobbiamo prevenire. Perciò il banco è chiuso, sarà chiuso anche domani e mercoledì, lo dico qui questa sera, perché dobbiamo aspettare e avere le idee chiare di come muoverci. E io in gioco non metto né i volontari né le famiglie che vengono al Banco Solidale. Qualcosa si riuscirà a fare perché noi diamo sempre tantissimo da mangiare, perciò hanno delle scorte anche loro veramente importanti, perciò io sono tranquilla. Però vorrei far vedere queste cassettine. Io ho aperto, Martina,
il promo che andrà sul telegiornale, che è andato sul telegiornale, facendo vedere questa cassettina che delle volte può salvare una situazione e anche salvare una vita, perché tante cassettine messe assieme possono salvare anche in questa situazione questa storia e soprattutto il nostro meraviglioso Leonardo. Allora io ti consegno la cassettina, tu spiega allora dove sono queste cassettine, perché come avete sentito dobbiamo raccogliere tanti soldi, non sono tantissimi, ci riusciremo, sono sicura di questo, però spiega un po' dove si possono trovare queste cassettine. Allora, queste cassettine le abbiamo fatte perché tante persone che magari vogliono donare 1 euro, 2 euro, 5 euro, nel senso non vanno in banca a fare un bonifico. Quindi le abbiamo messe a disposizione, praticamente chi vuole può chiederle. In Facebook è aperta una pagina dedicata appunto Salviamo la casa di Leonardo, dove sono citati tutte le attività, diciamo, e i negozi dove queste cassettine sono messe. Praticamente vengono consegnate, sono numerate, praticamente ognuno è indicato dove sono state posizionate. Sono cassettine che non si possono aprire perché praticamente la prima volta che si aprono dopo non si chiudono più, quindi sono cassettine sicure. Ecco, vengono consegnate agli esercenti e chi vuole può fare la donazione. Ma queste cassettine dove si trovano? A Piazzola sul Brenta? Dove si trovano? Ne abbiamo a Piazzola sul Brenta, nelle frazioni, ci sono a Tremignon, ci sono a Campo San Martino, a San Martino di Lupari, a Loreggia, a Villa del Conte, adesso non ricordo bene. Però in varie posti, ma so diciamo, in varie ce n'è quasi situazioni. un centinaio in giro dappertutto, le abbiamo, io personalmente ho attaccato questa cosa un po' artigianalmente, insomma, finché ero a casa Martina. con Leonardo ho attaccato questo e dopo le abbiamo consegnate. Volevo anche dire una cosa, le cassettine, come il bonifico, le cassettine una volta che tra 3 mesi, quando verranno ritirate per vedere, insomma, per raccimolare la cifra che dobbiamo raggiungere, non vengono portate a noi, in casa nostra, ma vengono portate direttamente alla Proloco ed è la Proloco che le aprirà e la Proloco che andrà a fare il versamento in banca. Quindi come tanti che pensavano che venissero a casa di Leonardo e che noi genitori aprissimo le cassettine praticamente e mettendoci i soldi in tasca, questo non avviene perché viene fatto questo procedimento. La famiglia Taverna non riceve nessun tipo di denaro, né contanti né assegni, solo Proloco di Piazzola sul Brenta, bonifico e cassettine che dopo vengono portate alla Proloco. Volevo anche dire una cosa, Mirella, se mi permetti. Certo, sei qua apposta. Ecco, perché è uscito un articolo sul giornale che una persona praticamente si spacciava per un nostro, come si dice, conoscente, amico di Leonardo e andava per le case a chiedere i soldi praticamente. Allora, questa persona qua, io voglio difenderla, questa persona, perché è una persona anziana. Io ho parlato con lui e gli ho spiegato la situazione. Lui l'ha fatto in buona fede, quindi non è uno sciacallo. Quindi i soldi che ha preso, lui adesso li va a mettere nel bonifico. No, perché ci sono state tante persone che, povero, l'hanno additato come Hai fatto bene a spiegarlo, un delinquente. Martina, hai fatto bene. Io voglio chiarire che questa persona l'ha fatto per Leonardo perché mi ha telefonato con le lacrime e veramente sono rimasta veramente male perché non pensavo e veramente ce l'ho nel cuore questa persona, non so neanche come si chiama, a dire la verità. E volevo dire che questa persona adesso non lo farà più, andrà a versare i soldi, ma che comunque lui non si è messo in tasca niente. Ecco, guardate gli occhi di Martina, parlano da soli. Però questo salvare, sentite la bontà di questa mamma che nonostante qualcuno, anche giustamente magari sai Martina, con quello che si sente in giro dice ma chi è questa persona che prende questi soldi, dove vanno a finire?
lei ha cercato di far capire che lo giustifica perché era in buona fede, cercava di raccogliere qualcosa per aiutare Leonardo. Grazie Martina. Allora, Elisabetta, adesso che ti è passata un po' l'emozione, dai. Allora, raccontaci, tu e tua sorella e tuo papà siete entrati in questa sala. Vai. Allora, siamo entrati solo io e Veronica, mia sorella, per partecipare a questa asta, per aggiudicarci la casa. Diciamo che mi tremavano le gambe, tutto, era un'emozione forte, però diciamo che ero anche sicura delle nostre potenzialità. Quindi siamo entrate, ci siamo sedute, e la stanza era enorme, vuota, e sono state aperte le buste, è stato letto tutto quanto. Quante buste c'erano? Una. Avete sentito? La busta dell'offerta era unica. Ci siamo aggiudicati l'immobile, sia l'8-1 che l'8-3 che sono la nostra casa. Perché c'è la casa e il capannone. E il capannone. E diciamo che eravamo contenti, però sapevamo che siamo solo in cima alla montagna. Adesso dobbiamo saltare quel dosso e rotolare giù. Allora, Veronica, emozione grande, come ha detto tua sorella Elisabetta, la burocrazia enorme, però il primo step, un'unica busta. Io ero fuori, guardate, ogni persona che arrivava una macchina, e il respiro veniva trattenuto e speriamo di no, infatti nessuno è entrato. Ma quanta emozione, ma soprattutto il panico. Ecco, il panico che all'improvviso sparisce tutto. Io ero lì che speravo che quella porta non venisse aperta e è stata aperta perché il notaio che doveva notificare è entrato dopo di noi, però dopodiché si è richiusa, però ero comunque lì che aspettavo che venisse aperta la porta, anche perché volevo vedere in faccia chi aveva avuto il coraggio. Chi fosse la persona che si azzardava a mettere piede in quella stanza. Solo per capire che sensazione provasse nel... La stai provando ancora, vero? Sì. Sono troppo forti questi. Guardate, voi non avete idea cosa si prova. Guarda, non era la mia famiglia, ma era come se fosse quel giorno. Vedere, tremavano, non riuscivano proprio a capire cosa stesse succedendo, perché la mente era completamente sconvolta. Sbaglio nel notare questo, io la Veronica? notte prima non ho chiuso occhio, mi sono svegliata un sacco di volte perché ero sotto pressione. Ma io dico, ma si può fare una cosa del genere? Ma la giustizia, quel che ti riempie la bocca, questi grandi soloni, questi politici, questi parlamentari che firmano queste cose, perché poi i giudici applicano le leggi. Ma chi le ha firmate? Quando ho detto che avevo la maschera nel promo che ho fatto nel telegiornale, ma qualcuno questa sera a casa, che sicuramente stanno vedendo questa puntata, ma deve vergognarsi di più, di fare delle cose atroci. Parliamo di disabilità, parliamo di un momento terribile che il nostro paese sta passando con la crisi, di questo papà che dice io voglio pagare un po' il mio stipendio, un po' la pensione di mia mamma, voglio pagare, cercare di avere la possibilità di stare nella mia casa, e gli dicono di no. Gli hanno detto di no, non vogliamo questi soldi, non puoi farlo, la tua casa deve andare all'asta. Pensate il cinismo, la cattiveria, questa arroganza di quelli che legiferano. Ma cosa c'è sotto a queste aste? A chi vanno tutti questi soldi e queste case? Elisabetta, vai. Allora, in primis voglio dire una cosa importantissima, che certa gente deve sciacquarci la bocca prima di parlare e che vorrei che fossero loro al posto nostro, però io non auguro niente a nessuno perché la vita va avanti e girerà prima o poi per tutti. Ma quanto male dentro di te, calciatrice, a
chi i calci vorresti darli? Vedere questa privacy, io ho visto quel giorno, tu non c'eri, la prima volta che sono venuta, questa privacy che viene violata, non sai neanche da chi, dopo queste prove enormi, queste prove che passano queste famiglie, specialmente con persone disabili, perché non è solo questa famiglia, quante ce ne sono, quante non ne conosciamo? Allora io con proprio il consenso di questa mamma e di queste due ragazze vorrei leggere la lettera che è arrivata, che io ho consegnato in busta chiusa a mamma Martina. Sentite cosa scrive questo uomo a papà Mauro Taverna. Drammi come il vostro ne ho sentiti parecchi, ma le parole dette da lei, nonostante le difficoltà, pensavo a pagare i miei dipendenti, anzi, più che dipendenti, li consideravo facenti parte di un'unica famiglia. Ho trovato lavoro a tutti loro quando ho dovuto lasciarli a casa, mi ha particolarmente colpito. Anche cercando di riconvertire la sua azienda, la fortuna non si è fatta vedere. È gente come lei che il governo, per riconoscenza per il contributo che ha dato per la crescita economica della nazione, dovrebbe aiutare, invece aiuta i poltronari. Ammiro il coraggio di presentarsi davanti alle telecamere per chiedere un sostegno economico. Trovarsi in situazioni simili penso che non l'avrebbe mai immaginato, non deve vergognarsi. I carrellisti dei supermercati non provano alcuna vergogna nel chiedere l'elemosina perché non conoscono la dignità. Ammiro anche sua moglie che mette anima e corpo nel sostenere Leonardo. Grande donna. Allego alla lettera un piccolo contributo. Io ringrazio Martina che mi ha concesso di leggere questa lettera, questa famiglia che ascolta, che guarda, poi fa le sue riflessioni nel bene e nel male, criticabile, però ammira questo papà che ha avuto il coraggio con voi di venire davanti alle telecamere, di raccontare la sua storia e di chiedere aiuto per suo figlio. Dottor Pavan, cosa si può dire dopo aver sentito questa lettera, questa testimonianza di questo uomo? Io stavo facendo la stessa riflessione che fatalità è venuta fuori nella lettera, cioè l'altro tratto distintivo è il tema della dignità. Mantenere la dignità quando si chiedono dei soldi è un'operazione difficilissima. E quando la signora dice, attenzione, che non date i soldi alla famiglia Taverna, li date alla pro loco, cioè c'è un terzo di garanzia che soprassiede a tutta questa cosa. E quindi il tratto della dignità mi sembra quello che emerge di più, e questo anche il Signore lo sottolinea in modo chiaro, cioè dire ho fatto di tutto, ho tentato di tutto, ho cercato anche di recuperare il lavoro dei miei collaboratori, eccetera, ho tentato a rimettere in piedi. Mirella, dopo tu dimentichi una cosa per strada, che è il tema del sistema bancario, su questa partita qua, perché buttarla sempre in politica c'è sempre un perché, io non discuto perché la politica... il sistema bancario è fatto dalla politica, dottor sì, Pavan. Sì, dottor però... Pavan, c'è sempre lo zampino politico, dappertutto, dottor Pavan. Io dico che a ognuno le proprie responsabilità e quindi che la politica certamente aiuti queste persone e che alle volte anche le banche creino dei fondi di garanzia. Noi siamo passati da un sistema produttivo a un sistema finanziario. Qui, come dire, chi produce non conta più niente, conta chi ha i soldi e sposta capitali. Allora, all'interno di un mondo, lo ha detto prima Veronica, l'ha detto chiarissimo, ha detto è un mondo che si centra sul tema, il punto centrale è il tema dei soldi. I valori, l'etica, non esiste più. Perché è sui soldi che poi misuri tutto. E allora trovare e ritrovare la dignità nel richiedere dei soldi, questo mi sembra l'aspetto forse più bello, anche più originale di questa famiglia. Quindi davvero complimenti e andiamo avanti. Ecco. E andiamo avanti. Perché c'è della strada da fare, Elisabetta. È tanta anche. Martina, allora io adesso direi alla nostra regia di mandare le immagini di queste stanze che tu nella prima puntata, quando sei venuta, ecco, guardate, qui c'è Leonardo con questo meraviglioso cane.
hai cercato di far capire l'importanza di avere questi spazi per tuo figlio Leonardo. Commenta allora queste immagini che adesso vediamo. Allora qui cosa stiamo vedendo? Allora, qui stiamo vedendo la sedia che Leonardo ha praticamente dentro alla doccia, che è stata fatta appunto grande per lui, per metterlo dentro in modo che io posso entrare vestita, diciamo, e lavarlo. Dopodiché lo trasporto fuori dalla doccia e lo prendo in braccio e lo monto nell'altra sedia a rotelle, perché quella è quella della doccia. Qui abbiamo fatto tutte le porte scorrevoli con il lavandino bello grande, in modo che io con la sedia a rotelle lo porto sotto, gli lavo i denti e al mattino gli lavo le mani, il viso, quello che devo fare. Insomma, una volta riuscivamo a metterlo anche nella tazza del WC, però adesso purtroppo non si può più, perché non riesce più a stare seduto bene, e quindi c'è pericolo che cada e quindi non lo mettiamo più. E dopo lì si vedeva, ecco, questo è il divano, che noi abbiamo preso un divano praticamente non normale, ma di quelli che si allungano, perché lui praticamente in un divano stretto, quando è nel divano, quando si gira e via dicendo, è facile che cada per terra. A parte che per terra abbiamo messo delle gomme piume, in modo che se dovesse capitare che ha la crisi. E qui si vede che ha sempre il cane. Ecco, spiega un po' questo cane. Guardate che sono delle figure determinanti, non per niente c'è la pet therapy, che poi ne parleremo anche col dottor Giorgio Pavan, anche all'interno di queste residenze per anziani. Cosa fa questo cane? Ascoltate bene. Allora, questo cane è che si chiama? Dolce. Ecco. Dolce, perché gli è stato dato questo nome perché fin da piccolo, perché siccome è nato a casa nostra dalla nostra cagnolina, e anche se ben che è un pitbull, perché tutti quando sentono nominare un pitbull, mamma mia, un cane paura, che mangia le persone, e invece questo non è vero. E lui aveva questo sguardo proprio di tranquillità, e quindi è stato chiamato Dolce per questo. Dolce, quando aveva 10 giorni, avevamo una terapista che veniva a casa a fare le terapie a Leonardo. E lei ha detto: proviamo a mettere il cane in mano a Leonardo, vediamo come reagisce. Quindi gliel'abbiamo portato, finché Leonardo lo stava accarezzando, ha avuto una crisi epilettica. E quindi gli è caduto come sopra al cagnolino. Dopo gliel'abbiamo tolto naturalmente. Da quel giorno lì, dopo, lui è cresciuto e quindi abbiamo cominciato ad avvicinarlo sempre più a Leonardo. Da quel giorno lui è sempre, lo vedete, sempre vicino a Leonardo. Lui dorme con Leonardo, lui è sempre vicino. Quando Leonardo sta per avere la crisi epilettica, ascoltate, adesso qualcuno mi prenderà per pazza. Ascoltate bene. Qualcuno mi prende per pazza, però lui da quel giorno che si ricorda, perché i cani sono fantastici, lui percepisce l'odore che ha Leonardo prima che la crisi epilettica avvenga. Quindi 2-3 secondi prima, lui, se è anche magari giù dal divano o da qualche altra parte, lui si avvicina a Leonardo e si posiziona vicino e mi guarda e mi avvisa. Sì, a qualcuno verrà la pelle d'oca, ma è la verità. E lui mi avvisa che Leonardo sta per avere la crisi. Pensate? Ecco, lui si prepara lì, perché se Leonardo magari è seduto e gli viene la crisi, lui si mette sotto in modo che attutisce il colpo se lui cade, perché non si faccia male. Ma vi non rendete gliel'ha conto? insegnato nessuno, lui lo percepisce solamente dall'olfatto, quindi dall'odore che la pelle di Leonardo emana. Dennis, ti vedo anche sconvolto, anche tu, di queste dichiarazioni, di queste sensazioni, ma di questa realtà, di questi meravigliosi animali che non a caso chiamo l'amico dell'uomo. Il vero amico dell'uomo è il cane, quello che non ti abbandonerà mai, che non chiede mai niente e cerca di proteggerti. Quando hai sentito questo racconto, cosa hai pensato, Dennis? Beh, è venuta un po' di pelle d'oca. Come diceva mamma Martina? Eh sì, a casa ho un cane anch'io e veramente manca la parola. Certe volte fa arrabbiare, perché fa arrabbiare, però tante altre ti guarda come nessun altro può fare.
Dottor Pavan, pet therapy all'interno... del mio cane. Ecco, parliamo anche di loro, perché è giusto parlare anche di questi meravigliosi animali. Assolutamente condivisibile, c'è un, come dire, c'è un mondo fatto di cose che non si vedono ma che ci sono, e questo fa parte di questo mondo, insomma c'è una comunicazione che segue frequenze diverse, insomma, no? E io credo proprio che il cane, non bello, bravo, buono, come si chiama? Dolce. Dolce. Bello, bravo, buono, dolce. Che credo che Dolce abbia proprio raffinato le sue capacità e abbia associato tutta una serie di movimenti e situazioni e si è fatto carico, Guardate, vengono trasmesse delle cose straordinarie. Noi l'abbiamo provato non solo con la pet therapy, che vuol dire animali piccoli, abbiamo portato anche i cavalli. Pensate. Quindi, ma ci sono anche delle testimonianze e anche delle bibliografie, se vogliamo, di letteratura scientifica, ma lasciamo perdere persino i cavalli, ad esempio, che vengono portati ai capezzali, o magari noi lo facciamo qualche volta con le persone affette da demenza, per dire, no? Anche noi abbiamo un cavallo nostro. Ecco, che non hanno più una comunicazione, queste persone, solita, per cui dici ho fame, ho sete, ho freddo, ho caldo, no? Ma devi intuire, e intuisci solo se sei nella stessa modulazione di frequenza. Allora, se sei nella stessa capita non solo per fortuna tra persone e animali, anche tra persone e persone, perché anche lei capisce cosa vuole Leonardo, non solo il cagnolino. E allora però anche i cani aiutano. Ad esempio noi abbiamo gatti, cani, a suo tempo abbiamo avuto persino galline, troccoli. Cioè eccetera, gli animali eccetera. fanno bene, Gli ecco questo, sono medicine. Ma sono una cura meravigliosa, straordinaria, ma non so, ti prendi cura di loro, certo. E quindi hai un progetto di vita, è una cosa straordinaria. Proprio grazie dottor Pavan. Questa ora è già terminata la prima parte, il nostro cantante si sta alzando, sentiremo con quale canzone chiude la seconda parte. La seconda parte parleremo ancora dei nostri meravigliosi anziani, di queste figure meravigliose ma fragilissime che forse il coronavirus ha tentato di colpire in maniera più forte, ma ci sono queste strutture che li stanno proteggendo. E benedette queste strutture che si chiamano residenze per anziani. Prego. Con che canzoni chiudi? Piccola anima di Ermalmeta. Bene. Piccola anima che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte. Qualcuno è qui per te, se guardi bene ce l'hai di fronte. Fugge anche lui per non dover scappare. Se guardi bene ti sto di fronte. Se parli piano ti sento forte. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare. Non so nemmeno dove e perché hai perso le parole. Ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa, innamorata e sola, quell'uomo infame non ti ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica. È l'amore che ti tiene in vita. Quello che voglio io da te non sarà facile
se tu vai via, porti i miei occhi con te. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Oh, 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 quello che voglio io da te non lo so spiegare, ma se tu vai via porti i miei sogni con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola. Dennis Capovilla, tra pochissimo, non cambiate canale, rimanete con noi. Splende il cielo dentro l'acqua immobile, ferma tutte le parole, domandarsi cosa faccio qui, riscoprirsi un po' romantici, incontrarla e certo di conoscerla, forte come invece lei non è. Si confida mentre piange un po', dice che da tempo più nessuno la carezza con dolcezza, dice che all'amore ci credeva, lo sognava e lo faceva, ora che non rimane solo un po' di amarezza. Non avere forza per rispondere, per paura di ferire. Ora non ho il tempo per spiegartelo, chiudi solo gli occhi e vieni qui, voglio solo darti una carezza
applauso, Dennis Capovilla, bellissima anche questa canzone, ma so che tu vuoi dire qualcosa Sì. adesso. Innanzitutto volevo dedicare questa canzone a Leonardo. Grazie. Penso gli sia più che adatta. Sì. E poi ho 2 ringraziamenti da fare. Uno a Roberto Guidolin, fondatore e presentatore del concorso canoro Fiore d'Argento, che mi ha dato, diciamo, la possibilità di essere qui con voi questa sera. E poi volevo ringraziare la mia insegnante di canto, Vania Marconato, della scuola di canto Iaia Music di Montebelluna, che praticamente mi aiuta in questa mia passione che ho, il canto. E io ti ringrazio, anch'io voglio fare un ringraziamento a Matteo Tisato, che è quello che coordina tutti i cantanti appunto col concorso Fiore d'Argento di Roberto. Ringrazio tutti quanti voi, ma soprattutto volevo dire a mamma Martina che Matteo Tisato mi ha dato questo onere importante di dirti una cosa. Lui ha detto che se voi trovate un posto adeguato, può essere una discoteca, un teatro, lui porta 20 cantanti meravigliosi e tutto ricavato andrà a Leonardo. Perciò io ti darò il numero di Matteo Tisato, tu lo chiamerai, Grazie. vi metterete d'accordo, a lui basta solo il posto, poi Certo. si arrangia lui. Però volevo dirti che anche lui si sta muovendo per aiutare Leonardo per raccogliere questi fondi, mettendo a disposizione, ha detto, 20 cantanti meravigliosi. Perciò io poi ti darò da parte di Matteo Tisato il suo cellulare e vedremo che anche se con lui riusciremo ad andare avanti. Grazie. Adesso io molto direi di volentieri, guardare grazie. il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti, ben ritrovati dopo una settimana nella quale abbiamo fatto vacanza, chiusi in casa come ha detto il governo, e siccome non abbiamo preso nessuna malattia siamo qui di nuovo. Questa settimana ne abbiamo di cose da dire, tante anche. Intanto abbiamo fatto il primo passo per salvare la casa di Leonardo. Rispetto a questa notizia io ho 2, come si dice, notizie, quella buona e quella cattiva come al solito. La buona è che il primo passo è andato bene, quella cattiva è che bisogna finire di raccogliere i soldi, ma c'è la notizia buona che sappiamo dove sono questi soldi. Sono nelle vostre tasche, quindi cacciateli fuori perché bisogna finire questa operazione qua. L'altra cosa, mi guardavo un filmato un attimo fa dell'Istituto Luce che parlava di un'epidemia di influenza del 1970, l'asiatica, che ha lasciato 5.000 morti in Italia. L'anno scorso invece per l'influenza quella normale sono stati 8.000. Quest'anno sì, io sono d'accordo che bisogna stare attenti e avere le precauzioni, però uno dei fatti interessanti da notare è che finalmente abbiamo fatto contento il compagno Palmiro Togliatti e le chiese erano vuote domenica scorsa. Però i bar e i supermercati erano pieni. Sono passato a un ipermercato oggi, era pieno come un uovo. Quindi abbiamo saltato anche il carnevale. Non so se abbiamo fatto bene perché il carnevale era una bella cosa tutto sommato, no? E magari serviva anche a diffondere più velocemente il virus e quindi è stato bene da un certo punto di vista evitarlo. Certo è che a volte si rischia di fare confusione perché dicono la mascherina è la mascherina, non c'è il carnevale, però bisogna mettersi lo stesso mascherina. E io cosa faccio? Mi sono comprato la mascherina, siccome non c'era dentro, l'avevano finita nella farmacia del mio paese, sono andato in cartoleria e mi sono messo questa. Buon carnevale, anche se non l'abbiamo fatto, e buon virus a tutti quanti. Mi pareva Polifemo più che Leopoldo Bottero stasera con mascherina, proprio Polifemo diretto. Allora, dopo aver sentito questo punto di Leopoldo Bottero, io direi di guardare un altro filmato che poi commenteremo col dottor Giorgio Pavan. Andiamo a vedere il filmato su una cosa importante, gli anziani e il coronavirus. Anziani e coronavirus. È la terza età quella maggiormente a rischio se contagiata dal virus cinese, ma i nostri nonni non sembrano barricarsi in casa, anzi, confidano molto sulla sanità veneta. Gli anziani sono fiduciosi,
anche increduli, ma comunque sono abbastanza fiduciosi. La conferma arriva dal GAT, Gruppo Anziani Treviso, l'associazione più importante per la terza età in città. Questa è la storica sede di Via Calabria, di sabato normalmente affollata, oggi come si vede vuota. Noi abbiamo chiuso appena ci è stato comunicato dal comune. Abbiamo però garantito il collegamento telefonico, nel senso che sia al numero del GAT che anche al mio personale, chi telefona avrà una risposta. Oggi per esempio mi hanno chiesto se domenica si riapre, ho detto che non sarà possibile, però confidiamo, il direttivo sta lavorando in questo senso, domenica prossima, che sarebbe l'8 marzo, di fare una grande festa. Ulteriore conferma della voglia di normalità anche per gli anziani, che secondo la Presidente però non hanno ancora ben chiaro cosa stia capitando. Direi di no, assolutamente no. Loro fanno riferimento al loro medico, ai parenti, questo sì, ecco, temono di essere lasciati soli, ma questo però è un sentire comune di ogni giorno degli anziani, cioè noi dovremmo fare in modo che gli anziani avessero, dico io sempre, un numero telefonico da fare e un collegamento sicuro. E questo è il timore che continuerà anche quando, secondo l'esperienza dei più vecchi, il coronavirus non farà più paura. Oggi bevevo il caffè con un amico che lavorava al laboratorio di igiene e profilassi della provincia, per tornare un attimo indietro nella storia. Mi ha detto che era già noto nell'86. E dice poi dopo, adesso verrà caldo, Ivonne, tranquillizzati, perché col caldo lui non si fa più vivo. Allora, dottor Pavan, dopo aver sentito questa donna che noi conosciamo benissimo a Treviso, Ivonne Tordini, che adesso fa parte appunto del CDA dell'ISRA, io volevo sapere, perché c'è un po' di confusione tra quello che abbiamo sentito con le rette. Oltre al coronavirus c'è il problema delle rette. Rette rimangono invariate, però certi servizi dovete pagarli. Vuole spiegare, dottor Pavan, cosa succede veramente in maniera che così non facciamo che il gatto o il cane si mordono la coda? Va bene, va bene, va bene. Beh, intanto mi fa piacere passare dal coronavirus alle rette. Parlare di rette non è mai facile, ma siamo stanchi di parlare di coronavirus, davvero, anche se dopo dovremo tornarci. Allora, mi limito a dire una cosa sola. Così, se uno dice una cosa sola, quella è: non c'è stato nessun aumento di rette per nessuno dei servizi dell'ISRA. Punto. 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 C'è una frase nella delibera che può essere fraintesa, eccetera, eccetera, è un fraintendimento, ma non è quello che si evince confrontando le rette, le tabelle del 2019, tabelle del 2020, per ognuna delle n voci di quella tabella, per ognuna delle liste che sono messe, 0 aumenti in tutti i sensi. Dico questo e ti ringrazio per questa domanda, perché abbiamo avuto delle richieste da parte dei rappresentanti di familiari, piuttosto che dei anziani, piuttosto che dei familiari anche non rappresentanti. Ma come avevate detto? Ecco, quello che abbiamo detto è stato fatto, è stata deliberata, sono state deliberate le rette, perché bisogna deliberarle, ma senza nessun aumento da nessuna parte per nessun servizio. Avete sentito? Punto. Allora, questi servizi esterni, questo trasporto magari... Erano deliberati nel 2017. Avete capito? Portati nel 2018-19 e quindi confermati nel 2020. Allora, adesso parliamo un po'... C'era anche un po' di confusione, te lo dico, ad esempio noi diamo l'assistenza domiciliare per il comune di Treviso, di Casier, di Silea, molto di Carbonera, importante, eccetera, eccetera. E questo è importante anche per il coronavirus, dopo magari qualcosa ci diremo. Rispetto a questo è chiaro che i comuni vanno ad assistere attraverso questo accordo con noi le persone più bisognose. Le persone che sono, tra virgolette, meno bisognose, che possono arrangiarsi di più, volendo, ma è una loro scelta precisa, se vogliono acquistare un servizio da noi, possono acquistarlo alle tariffe
che non sono nuove, sono quelle del 2018, del 2019, confermate Cioè, nel 2020. se qualcuno vuole qualche prestazione in più, questo è un altro discorso, decide, è da sola, esatto. faccio l'esempio, se una persona è da sola a casa, un uomo di 82 anni che ha un suo reddito normale ma non è in grado di prepararsi a mangiare, il comune non può, diciamo così, passargli il mangiare perché ha il reddito che è superiore, perché insomma anche il comune deve le tasse dei cittadini cercare di orientarle verso le persone che hanno maggior bisogno. Credo che tutti noi condividiamo questo. Ma allora, qualora una persona di 82 anni, maschio, che non ha voglia o non è in grado di farsi da mangiare, piuttosto che muoia di fame o che mangi scatolette, insomma, tanto per dirci, ha la possibilità, attraverso il servizio sociale, anche quello dell'isola, eccetera, pago una quota di dire ti arriva il mangiare appunto, a domicilio. e mi arriva il mangiare. Ma non è stato aumentato di 1 cento da nessuna parte. Poi tanta confusione ancora, e lei lo spiega bene quando viene qui da noi ai Veneti Schiacciati, dottor Pavan, è che non è vero che se una persona è in difficoltà e ha una pensione bassa non può accedere a questi istituti, a queste residenze per anziani, perché in quel momento che tu sei veramente, che hai bisogno di questo servizio, interviene la regione. La vuole spiegare per cortesia? Non propriamente la regione, interviene il comune e lo spiego così. Il diritto alla non autosufficienza è un diritto individuale che il cittadino può avere in funzione del suo bisogno, cioè quanto più grave è, tanto più hai bisogno come non autosufficiente. Allora si dice, qualora tu non abbia i soldi per pagarti una retta, cosa puoi fare? C'è una legge dello Stato 328 che dice che tu, qualora tu non abbia i soldi e viene definito che ne hai bisogno e diritto, deve intervenire il comune ad integrazione. Però attenzione, non è che prima i figli si dividono il malloppo e poi lo Stato o il comune paga per tutti. L'anziano deve usare i suoi beni, i suoi rendite e le sue proprietà prima di tutto per il suo bene, per la sua salute. Solo alla fine, quando lui è povero, diciamo, non è più in grado di pagare una retta, allora è giusto che intervenga il comune, siamo noi, è la collettività. È la collettività. Cioè sono le tasse che la gente paga. Allora io credo che ognuno di noi pensi che è giusto aiutare chi non ha la possibilità, si diceva anche con Leonardo, no? Chi non ha la possibilità deve essere aiutato, però non è che fai il furbo. Ma quello che allora noi vogliamo capire è che se uno non è in grado di avere un reddito che gli consente di accedere a queste residenze, con il comune che valuta il caso, deve fare domanda in comune per capire se lui ha diritto all'integrazione diretta, perché una pensione magari ce l'ha. Allora il comune gli lascia una quota a parte per le sue spese mensili, che è una piccola parte, perché per il resto è pagato, ed eventualmente integra nella misura possibile. Però attenzione, anche da questo punto di vista la famiglia è chiamata a rispondere in solito, cioè non è che si può creare il povero mentre i figli sono ricchi. Sì, ho capito. Va espressa una solidarietà, perché altrimenti, guarda, con un po' di anziani se ne va via tutto il fondo comunale. E la regione, che ruolo ha la regione con le IPAB allora? Diciamo con tutti i centri di servizi, con tutte le case di riposo, la regione ha un ruolo fondamentale perché è la pianificazione e la programmazione per la non autosufficienza, e la regione emette una cosa che si chiama impegnativa di residenzialità, un voucher, diciamo così, che va dato, però sono un numero finito, cioè un certo numero, e se ce ne sono in più che hanno bisogno devono aspettare che il voucher si liberi per mortalità, perché è venuto meno. Però la regione dà un voucher. Dà un voucher che sono di due tipi, di 49 euro o di 56 euro al giorno, a secondo della gravità. Però anche qui devi rientrare in una graduatoria, devi essere primo in graduatoria, l'ULS attraverso una formalità trasparente ti attribuisce non in base alla data della tua domanda. Uno dice è 2 anni
che ho fatto domanda e hanno dato i voucher a Mirella. Non è giusto? No, la Regione, secondo me giustamente, dice anche se Mirella ha fatto la domanda 2 anni fa, Leonardo, che ha più bisogno della Mirella, anche se ha fatto domanda 2 mesi fa, ha diritto lui, perché il soldo pubblico deve andare a coprire prima di tutto chi ha il maggiore bisogno, chi sta più male. Esatto. E allora questo è quello che sta succedendo. Che è la vera disabilità. Questo. Allora noi andiamo a vedere nel prossimo servizio i ragazzi e gli anziani con questi dipinti che hanno fatto. Andiamo a vedere. Questa stanza è una stanza che viene usata quotidianamente dalle signore del terzo piano per recitare rosario e anche con le nostre volontarie che vengono a fare delle attività con le signore. È una stanza molto sentita e proprio le signore ci hanno chiesto se poteva essere risistemata. Loro ci hanno proposto il tema della piazza proprio perché è un luogo di condivisione e di socializzazione e quindi abbiamo proposto al liceo artistico di pensare a un progetto che riguardasse la piazza e questo è il senso, no, di questo scambio fra ragazzi giovani, scuole e le nostre signore che sono comunque promotrici di iniziative, di idee e sono ancora cittadine attive. Abbiamo accolto l'invito dell'ISRA per un progetto che vedesse insieme le generazioni, quindi non semplicemente trasmissivo, ma i nonni, le nonne, anzi perché qui è una residenza per signore, hanno lavorato insieme ai nostri ragazzi, li hanno coccolati, li hanno supportati e i nostri ragazzi hanno saputo dare molto con le loro abilità artistiche e anche e soprattutto con il loro spessore umano, che è una dimensione da ricordare. Ci siamo aperti, abbiamo aperto in particolare i cancelli della nostra residenza non solo a tutti i nostri vicini ma anche alle scuole, quindi ecco che questo rapporto è nato proprio è nato nel momento in cui abbiamo detto vogliamo che i ragazzi facciano parte della vita delle nostre residenti. Credo che siamo veramente un istituto a porte aperte a 360 gradi. I nostri residenti possono essere visitati dalle 7 del mattino fino a mezzanotte, tutti i giorni, senza orari, a porte aperte assolutamente, perché quando un familiare ha bisogno di vedere il suo residente deve avere porte aperte. Peraltro sui compleanni e su tutte le altre cose davvero noi ogni mese festeggiamo tutti i compleanni di ogni residenza, oltre a festeggiare i centenari e gli ultracentenari. Il lavoro è sicuramente un lavoro molto complesso perché i ragazzi devono tenere conto del luogo in cui intervengono, non si tratta di una discoteca, non è un luogo di divertimento ma è un luogo di cura per persone anziane, residenti e quindi tutto il lavoro è stato progettato per sostenere le richieste di queste persone e anche per abbellire lo spazio in modo che potesse essere più funzionale. Questo è il mio bozzetto finale. E come si può vedere per la parete più lunga ho ideato uno spazio aperto con del verde scandito dagli alberi, mentre per la parete più corta, nella quale rappresenta una colonna in mezzo, ho deciso di inglobarla all'interno del mio progetto andando a costruire questa arcata dietro la quale si sarebbe trovata la mia piazza. Ho preso spunto da piazze rinascimentali e neoclassiche, arrivando a una sintetizzazione semplice da comprendere e da vedere. I colori sono stati scelti dei colori pastello, chiari, molto tenui e riposanti e non chiassosi. Penso che sia stata un'esperienza che ci abbia arricchito proprio a livello umanitario. Avere a che fare con persone di un'età così diversa dalla nostra, un mondo che noi giovani non viviamo quotidianamente, aver avuto l'occasione di averne a che fare in questo modo nel nostro settore penso che ci abbia veramente arricchito. Prima era un po' anonima, cioè nel senso una stanza ovviamente della struttura. Allora siccome io con le mie nonne parlo di come erano i loro tempi, di come è il mondo d'ora, faccio dei paragoni su prima e dopo e loro per esempio il discorso della piazza l'avevamo già preso in considerazione. Cosa significava ai loro tempi la piazza? Non c'era la televisione, cinema c'era poco, di conseguenza loro tante volte mi parlavano dell'importanza della piazza ai loro tempi. Adesso ce l'hanno, la piazza, e qui noi vivremo, in questa piazza noi vivremo. Ma è una meraviglia, sono meravigliosi e perfetti.
guarda che sono tanto curiosa su queste robe. Io ho tanti anni, ma capisco, mi piace pittura anch'io, sa. Sì, e anche acquarello che mi piace creare, no? Dipingere, creare, per me mi fa vivere. Allora abbiamo visto anche l'ex presidente Luigi Caldato, che salutiamo, ma soprattutto abbiamo visto gli anziani, quelli autosufficienti, quelli che ancora possono uscire e vedere la piazza. Questo meraviglioso Coausi che si trova in Borgo Mazzini, meraviglioso, con il mercato al martedì e il sabato. Per loro vuol dire vita. Chi non ha osservato dall'esterno questi anziani che escono da questo istituto, dalla casa albergo o da altre strutture vicine al centro storico e che possono ancora gustare e vivere questo momento magico che è la passeggiata al mercato nel centro storico, forse qualcuno si è dimenticato che queste persone hanno ancora voglia di vivere. Avete sentito questa anziana che dice: anch'io dipingo, vuol dire io sono viva e ho diritto di vivere come vivono determinate persone anche più giovani nel centro della città. Io un plauso glielo faccio, non me ne frega niente se qualcuno dice che sviolino, io dico quello che penso, perché io gli anziani, le strutture che abbiamo all'interno delle città, li dedicherei anche a queste figure, come avete fatto voi con questi coausi bellissimi, con queste residenze. Prego, direttore. Sì, una nota spiritosa è che si vedeva che era di repertorio per un filmato di repertorio, perché c'era Caldato, che adesso abbiamo il presidente Michelon, e l'altro era in periodo no coronavirus, perché c'era tutto l'assemblamento, giovani, eccetera, eccetera. Però quello che doveva emergere era l'allegria. Volevo sottolineare una cosa e spendere ancora una volta una parola. Io alle volte chiedo alle persone che hanno la mia età, 60 anni, 65 anni, non ne ho 65 ancora, ma insomma ci incamminiamo tutti. Essere in età peso di donne non vuol dire l'età. No, ma dico, il problema, sai che c'è quella legge del dopo di noi, sì, no? Del dopo esatto. Di noi. Ed è una bellissima legge, bisognerebbe finanziarla forse un po' di più, ma il che ne sarà di noi? Cioè, noi avremo un invecchiamento della popolazione che proseguirà fino al 2048. Vale a dire, tutte le persone che oggi hanno 60 anni, ad esempio, e che tra 15 anni o 20 anni si troveranno ad essere anziani ed a aver forse bisogno di qualcosa, dove andranno a sbattere la testa? Perché i figli o sono all'estero o non ci sono più perché lavorano o hanno altri impegni. Hanno la loro famiglia. Oggi il 54% degli ultra 75 anni nella provincia di Treviso abita da solo. Allora l'altro giorno ero proprio allo Zalivani e guardavo un gruppo di signore anziane ultra ottantenni che stavano con un po' di tavoli a disegnare con un operatore, con l'educatore, con il volontario, altra figura fondamentale. E dico, mi sono chiesto, ma proprio spontaneamente, mi sono chiesto questo. Se queste signore fossero da sole a casa loro, starebbero così bene? Domanda. Allora io adesso passo invece a Veronica, biologa, con questo coronavirus che non è molto d'accordo su quello che sente e che vede, ma soprattutto questo mondo giovane. Noi sentiamo parlare di cyberbullismo, sentiamo parlare di teppisti, vediamo sempre il brutto dei giovani, invece abbiamo visto dei giovani meravigliosi, dei giovani che creano. Questa stanza, direttore, non passerà mai di moda, anche se io questo filmato lo farò vedere fra 10 anni, perché sarà sempre questa stanza dipinta con questi meravigliosi disegni dai ragazzi, la piazza che non tramonterà mai, nonostante qualcuno abbia cercato anche di svuotare questo enorme patrimonio che avevamo di aggregazione. Cosa vuoi dire, Veronica? No, che insomma i ragazzi non sono tutti come vengono dipinti. Brava. Ci sono ragazzi e ragazzi, nel senso che ci sono anche dei ragazzi che
usano la testa per fare del bene a qualcun altro, invece di avere solo parole cattive o comunque azioni cattive verso il prossimo. E anche lavorano bene, come abbiamo visto, perché è difficilissimo secondo me disegnare su un muro piuttosto che sul foglio di carta, quindi sono stati veramente bravissimi. E per me chi fa anche l'artista è da ammirare. Poi ci sono purtroppo dei giovani che secondo me non è colpa dei giovani, è colpa della famiglia che hanno dietro. Sì. Perché ci sono genitori che si mettono al mondo i figli, però dopo sono troppo impegnati a fare altro e i figli crescono da soli senza una guida che gli dica cosa è giusto e cosa è sbagliato. Come, non so se tu l'hai sentito, perché quei problemi che avete, non so se riesci a guardare anche la televisione, quel ragazzino che è stato ucciso dal carabiniere a 15 anni per la tentata rapina, e qualcuno ha detto: ma questi genitori dove sono? Come hanno cresciuto questi ragazzi che escono di casa e fanno queste cose? E diciamo che una parte dell'Italia purtroppo si evidenzia ancora di più. Purtroppo sì. Ho letto giusto un post stamattina su questa cosa, che c'era scritto che c'è stata della gente che gli ha detto che è stato bene che sia morto. Allora, la morte non è felice per nessuno. Certo. Solo purtroppo ci sono queste famiglie che non... C'è quest'altra realtà, diciamo, in cui purtroppo ci sono queste scelte sbagliate. E questi ragazzi che purtroppo le fanno perché non hanno l'educazione giusta per capire che possono andare incontro comunque alla morte, perché voglio dire, non puoi puntare la pistola alla tempia a qualcuno e sperare e pensare che non sia tutto facile. Niente. Bisogna purtroppo metterlo in conto, però dopo si nota anche che la famiglia è andata all'ospedale e ha distrutto un ospedale pagato niente. con i soldi della popolazione, perché certo. la sanità si è paga con da tutti. Le nostre tasse. E quindi lì vediamo come il ragazzo purtroppo ha avuto solo la violenza come educazione. Esatto, è emerso proprio questo. Allora, adesso io passo da Elisabetta, che è Elisabetta, dov'è che tu pratichi questo sport? A Pescara. A Pescara. Tu adesso te vas a sino a Veneto, ti torna a casa? Già detto. Ecco, allora raccontaci sta storia. Dai Elisabetta, siamo tutti orecchi per sentire. Allora, tu pratichi questo sport in una squadra che è il Pescara? Sì, Pescara femminile. Pescara femminile. Del maschile. Da quanto è che sei giù a Pescara? Da dicembre. Metà di dicembre 2019. Sì. E sei ritornata quando? Sono tornata a casa venerdì 21. 21 febbraio? Sì, per una causa importante, che era mio fratello. Esatto. Però non mi aspettavo questa notizia favolosa, che non posso tornare giù fino a quando questo virus non finirà. Quindi io è una settimana che sto senza il pallone, che non posso allenarmi. Pazzesco. E ieri ho guardato la mia squadra giocare la partita attraverso una TV e non potevo essere lì d'aiuto. Però mi è stato imposto. Ti senti... Cosa provi? Ecco, adesso, schifo. In questo momento che stai... Schifo. Sì. Perché, Elisabetta, provi schifo? Perché ci sono... Cioè, se una... Allora, ci hanno detto che siamo malati, no? C'è stato un caso di una squadra che è andata... Si è fatta 800 chilometri per andare a giocare una partita femminile. È arrivata, ha fatto tutto il ritiro pre-partita, tutto quanto, risveglio muscolare, è arrivata la partita, gli hanno detto: voi non scendete dal pullman perché siete malate. Io questa cosa la trovo vergognosa veramente da parte... tu dici: io sono sana, sì, perciò io ho tutto il diritto di spostarmi dove voglio perché sono sana, non ho il virus
e voi mi impedite perché io cosa posso portare se sono sana? È questo forse che non si riesce a capire, cioè questo niet, come in Russia, basta, chiuso, non si va da nessuna parte, tu sei del nord, sta al nord, non sta a venire qua. Cioè non è mica anche per voi, cioè accettare anche una condizione anche un po' terribile questa. Però Cosa vuoi dire? Io penso che, come ci sono i casi in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna, perché queste sono le 3 regioni malate. Ce ne saranno, che hanno più numeri, sì, diciamo. Ce ne saranno in tutta Italia, però la gente non ne parla, perché si sa che comunque noi al nord siamo visti peggio adesso, no? Però c'è anche tutto il lavoro che noi ci mettiamo per lo Stato, tutto quanto, quindi ogni regione ha il suo e... Ascolta Elisabetta, tu che vivi, che hai iniziato anche a frequentare e a vivere anche questo mondo diverso che è il sud, tu venendo dal profondo nord del Veneto, cos'è che senti di diverso veramente? Beh, usi e costumi non se ne parla, però cos'è che secondo te emerge da questo sud che tu frequenti, quel sud che tu frequenti? Allora, c'è una parte buona e una parte cattiva, come su tutte le cose. Allora, parto da quella cattiva, poi passo a quella buona, che forse è meglio. Allora, la cattiva è che comunque siamo giudicati tanto, noi al nord. Siamo visti come figli di papà, come i gran signori, siamo visti in cattiva luce. Però come in tutte le regioni io penso che c'è la gente, c'è la mela marcia dappertutto. Quindi io non sto dicendo, esatto, non sto dicendo che noi del nord siamo perfetti, però non siamo neanche da buttare via, insomma. Quella buona è comunque l'accoglienza che ti trasmette certe persone. Noi siamo più chiusi, loro sono più aperti. Sì, noi siamo più accoglienti anche, esatto, secondo sì. te? Certe persone sì, altre invece magari non si esprimono, però ho trovato un'accoglienza molto E forte. la squadra che tu fai parte, come la vivi questa squadra femminile? Queste ragazze che giocano uno sport che fin poco tempo fa era esclusivamente maschile, ma finalmente anche là un po' alla volta ci siamo arrivate. Sì, stiamo e facendo... anche che con bei risultati, forse più di qualcun altro. Stiamo maschietto. facendo una grande crescita sotto questo aspetto, perché noi ai mondiali ci siamo stati, noi femmine, gli altri no, però può succedere. Dottor Pavan, cosa vuole dire? Tutto il mondo è paese, però tra nord e sud c'è sempre qualcosa. No, io penso che siamo uomini e donne alla ricerca della felicità e finché noi dividiamo gli uomini in nord e sud non abbiamo capito granché dell'umanità. E io credo che invece dovremmo cercare gli elementi che accomuna l'essere umano. Ma non c'è qualcuno che sta cercando ancora di più di dividere, secondo lei? Se dopo dico la politica e mi dice, Mirella, ti dice sempre politica, ma a questo punto viene a dire, scusa, cosa vuoi da dire? L'agricoltura no, perché no, guarda, è la scuola neppure. Guarda, è come il discorso di prima di quel ragazzo, dei 2 ragazzi sfortunati, il carabiniere e anche chi lo ha 23 assalito, anni e 15 perché anni. anche un ragazzo di 15 anni morire a 15 anni perché è nato Pazzesco. all'interno di un determinato contesto dove certamente la famiglia ha la sua responsabilità, però la domanda che faccio io è: se la famiglia è una famiglia di Scampia, voglio dire, per fare un esempio, no? Quanta probabilità c'è che possa crescere, diciamo così, con dei valori dentro centrati sulla solidarietà? E allora se tu vivi in un territorio dove lo Stato non c'è, diventa difficile dopo, quando succedono questi fatti, colpevolizzare. Certo, ha ragione lei, che discorsi punti una pistola alla tempia di uno, cosa pensi? Che insomma si giri e ti dica che piacere vederti. È chiaro che stai rischiando e il rischio è stato estremo, assoluto, enorme, e credo che il carabiniere sia
come dire, sia disfatto anche perché si era presentato, ha detto guarda che io... Ma sia assolutamente, eccetera, eccetera, insomma, la famiglia, certo, tutti quegli atti scomposti. Però queste centinaia di persone che sono andate al pronto soccorso, erano centinaia, hanno detto, e hanno devastato il pronto soccorso. Sì, sì. Noi ma mi scuso, non lo faremo mai. Non abbiamo quella cultura, quella mentalità, ma non lo faremo mai questo, perciò vuol dire che c'è una cultura diversa da parte anche di meno abietti, come ha detto giustamente lei, perché non c'è cultura. Non c'è cultura dello Stato. Non c'è la cultura, ma non da adesso, ma è atavica sta storia. Certo. Allora andiamo a vedere invece anche qua cosa succede con il rassegno della settimana, andiamo a vedere. Ciao grande famiglia, siamo a Marghera nella nostra sede e stiamo aspettando Francesca che sta arrivando con la sua splendida bambina. Andiamo a vedere se è arrivata. Eccola qua, vieni Francesca, con questi due occhi meravigliosi. Ciao amore mio. Ciao. Allora, prima cosa vedete il passeggino che grazie alla grande famiglia di Rete Veneta Francesca è riuscita a comprare, perché serviva proprio, specialmente a Venezia con questa bambina piccola così. Come si fa a scrivere? Scrivi. Brava. Allora Francesca voi la conoscete, non è la prima volta che noi aiutiamo, però una bambina così piccola e un altro bambino con grandi problemi, pensate voi come fa ad andare a lavorare questa mamma, anche perché sappiamo come funzionano gli asili e come funzionano i soldi per gli asili. Allora Francesca, cosa vuoi dire? Allora, anche questa mattina siamo qui nella nostra sede perché abbiamo deciso di aiutarti un'altra volta, perché tu mi hai chiamato e hai detto Mirella io non ce la faccio. Allora c'era questo contributo che io sono andata a verificare tramite la regione, un contributo, c'è stato un bando per i bambini orfani, però purtroppo l'abbiamo perso perché siamo arrivati in ritardo, prima non lo sapevamo, grazie all'avvocato Dalla Libera che è consigliere regionale e al consigliere regionale Barison abbiamo saputo di questo bando che c'era. Io ho provato a accelerare al massimo, ma purtroppo i soldi erano già stati stanziati e già dati, però non si conosceva. Adesso parteciperemo al prossimo bando, Francesca, che dovrebbe esserci qua in primavera, perché anche il tuo bambino che è orfano, perché non dimentichiamo che Francesca il compagno si è suicidato e perciò questo bambino ha subito un trauma terribile. Anche questa mattina mi sta raccontando Francesca non vuole più andare a scuola, ha problemi di panico, di stati d'ansia. Pensate, quanti anni ha? Ha 6 anni e va da psicologo regolarmente. Io sono in contatto con l'assessore Venturini perché è lui al quale io mi sono rivolta e devo dire la verità che mi sta dando il massimo appoggio perché la situazione di Francesca è molto critica. Francesca è una persona, una mamma con 2 bambini, vive su un alloggio che non è adeguato. Ecco, non potrebbe neanche stare, diciamo così, su quell'alloggio, ma non c'è altro, cioè in una strada non può di sicuro andare. Io sono sicura che nessuno ti manderà via perché c'è un minore, ci sono dei minori, perciò è in attesa che ti arrivi questa nuova casa che mi hanno assicurato entro pochi mesi, un mese e mezzo dovrebbe arrivare. Ecco, lei non ci crede ancora, però queste sono state le parole, perché ho battuto molto che 2 bambini non possono vivere in una casa indecente, ecco, con problemi proprio di salute, di igiene, di tutto, ma proprio per la salute dei bambini. Perché, ripeto, di questi genitori potrei anche dire rimboccatevi le maniche, però ci sono questi bambini piccoli e devono crescere in salute. Allora, cosa vuoi raccontarci, Francesca? Com'è stato l'ultimo periodo? Difficile, molto difficile. Allora io voglio dire che io andrei a lavorare anche domani, perché non sono una persona che anzi mi manca anche lavorare perché fare solo la mamma insomma non è semplice. Però appunto gli orari sono quelli che sono, in più ho questo bambino che ha proprio bisogno di essere seguito, non come un bambino normale, ma ad esempio mi chiamano dalla scuola, io devo correre e andarlo a prendere perché ha le crisi. Io le chiamo crisi, non dovrei neanche parlare di crisi perché è un bambino di 6 anni. Sì, poveretto. Ha rabbia che sto cercando di far venire fuori tramite la psicologa
E non è facile, io non glielo auguro a nessuno, non glielo auguro proprio a nessuno. Allora Francesca, io faccio un appello per te. Allora, questa mamma, indipendentemente da questi 2 bambini, ha voglia di lavorare. Naturalmente con gli orari che può avere questa mamma. Però siccome che tutti dicono che non c'è voglia di lavorare, che qui a Venezia poi si cercano camerieri, cameriere, donne per le pulizie, di tutto e di più, tu cosa vuoi dire a queste persone? Allora, il mio appello è a voi di Rete Veneta e a tutti i telespettatori. Se avete un lavoro disponibile, qualsiasi cosa, pulizie, anche badante, cioè non mi precludo niente. Ovviamente negli orari della mattina, perché io accompagno i bambini a scuola e poi faccio la mamma nel pomeriggio, non ho nessuno appunto. Se potete rivolgervi a Mirella, come posso dire? Tu lavoreresti anche sabato e la domenica? Sì, sabato e domenica, No, io non ho speriamo problemi. bene perché, ecco. No, anzi, cioè, l'unica cosa è che sabato e la domenica io ho bisogno di stare alla Giudecca perché ho la mia mamma, sino altrimenti... C'è un lavoretto nei dintorni, certo, diciamo, là, certo. però tu lo faresti. Qualsiasi Questo cosa. sia chiaro, lei ha voglia Anche di lavorare. la badante. Ecco, qualsiasi cosa pur di trovare un lavoro. Un'altra cosa che vuoi dire a questa grande famiglia di Rete Veneta cos'è? Grazie. Grazie perché grazie a voi riesco a dare ciò che hanno bisogno i miei bambini. Grazie a voi, grazie Mirella perché sei un angelo, te lo dico sempre. Grazie a voi appunto posso dare quello di cui hanno proprio bisogno, non né di più e né di meno, perché io da sola non ce la faccio. Spero un indomani non aver più bisogno, insomma, di questa di te e di voi. Stiamo facendo sono anche emozionata perché stiamo facendo anche reddito di cittadinanza, l'ISE nuovo, stiamo facendo tutte le carte possibili. L'ISE ce l'ho già. Ecco, l'ha già fatto, così capite. Io mi muovo, faccio qualsiasi cosa. No. Ascolta Francesca, perché per chi non ti conosce raccontiamo un po' la tua storia dagli inizi. Allora Francesca aveva un compagno che si è suicidato, ha avuto questo meraviglioso... Io avevo il mio lavoro, avevo la mia macchina, avevo il mio affitto, pagavo regolarmente, io quando ho 13 anni che lavoro, Mirella. E dal momento in cui è nato mio figlio, da lì è crollato tutto perché il papà di mio figlio ha iniziato a stare male, mi ha lasciata e da lì mi sono trovata in una strada. In più il mio titolare non mi ha più pagata la maternità, quindi io sono dovuta andare da un avvocato per farmi pagare i miei diritti, insomma. E da lì in poi si è suicidato e quindi potete immaginare come mi sono ritrovata ad avere tutto, a non avere più niente. E ho sempre cercato di farmi aiutare, però grazie alla Mirella insomma sto trovando il vero aiuto e anche la forza di andare avanti, perché anche essere ascoltati a volte con il cuore è importante. Ho sempre trovato tante porte in faccia, ecco. Un'altra cosa che io aggiungo, Francesca ha avuto un passato terribile, proprio terribile, che sta cercando anche di dimenticare, però dobbiamo aiutarla assolutamente, dobbiamo aiutare questi 2 bambini, questa bambina e questo bambino, questa meravigliosa creatura. Ma quanto bella sei, amore mio, ma soprattutto a crescere in serenità, ecco, in salute soprattutto e in serenità. Perciò io mi rivolgo all'assessore Venturini, siamo qui, stiamo aspettando le risposte, mi hanno assicurato che arriveranno in breve tempo e intanto ci siamo noi. Allora intanto per darti l'assegno ti do questa splendida bimba, tua figlia meravigliosa, ti do questo assegno, ecco qua. Questo assegno, ecco, ogni volta che noi diamo l'assegno lei si mette a piangere, non ci spera mai, invece arriva sempre. No, ma anche perché, come posso dire, non è facile neanche delle volte essere aiutati dai genitori e essere aiutati da una famiglia così grande, non so, mi sembra tutto così assurdo anche perché, grazie Mirella, veramente, grazie a tutti voi perché senza di voi non... Sì, adesso ti dà la pappa. Noi lasciamo Francesca e questa meravigliosa bambina con questo assegno, con questa speranza che queste risposte da parte dell'assessorato sociale arrivino presto per i suoi bambini
che hanno veramente bisogno di essere aiutati. Ciao grande famiglia di Rete Veneta. Permettetemi di ricordare anche la piccola Giada, un'altra bambina che abbiamo aiutato, che stiamo aiutando, che è stata operata. Incrociamo le dita, ha avuto un'operazione molto importante con questo nervo melanocitico gigante che le sta deturpando il corpo e le sta togliendo la gioia di vivere. Perciò dai Giada, che anche con te noi ci siamo. Saluto mamma Alessandra, saluto il professor Baschirotto, sua moglie Anna Baschirotto, e ringrazio soprattutto voi che siete il mio motore, la mia benzina, che mi cercate di aiutarmi per aiutare queste mamme, questi bambini che non hanno nessuna colpa solo di essere nate in famiglie anche povere. Dottor Pavan, so che lei vuole dire anche qualcos'altro oltre a quello che abbiamo detto prima, però mi sta guardando con un occhio che deve dirmi anche qualcos'altro ancora. No, volevo solo dare un'informazione, approfitto insomma. Prego. Delle telecamere in merito al coronavirus, insomma. Sì, qui non avevo il coronavirus, non ce l'ho ancora, ma anche là proprio non c'era, perché 15 giorni che ho questo non filmato. Essendo io un virologo, mi asterrò da qualsiasi commento sul coronavirus come oggetto. Sono psicologo però, quindi lo chiamo psicovirus, Ecco, psicovirus. perché è uno psicovirus. Però è una cosa, se abbiamo capito una cosa del coronavirus, è che certamente la fascia di popolazione più esposta è quella fascia che ha minori difese. Perché i bambini, ad esempio, non ce n'è uno che abbia avuto un problema. E questo grazie al cielo, grazie a loro, che sono forti, gli adulti lo stesso, ma gli anziani vanno non protetti, iperprotetti, Certo, soprattutto gli anziani non autosufficienti. Nelle nostre strutture, tra una cosa e l'altra, arriviamo quasi a 900 persone. E allora su 900 persone noi abbiamo deciso di alzare il livello di protezione in modo chiarissimo e abbiamo chiesto ai familiari, ai volontari, ai parenti, agli amici di non venire in struttura perché basta una piccola contaminazione dall'esterno per introdurre, diciamo, il virus e dopo non uscirne più. E questo lo facciamo per la salute delle persone che noi ospitiamo e per la salute di coloro che lavorano, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono tante persone che si prendono cura di anziani e anche di anziani malati, eccetera, eccetera. Allora noi abbiamo prorogato sino all'8 marzo. 8 marzo, festa della donna. Perché? Perché nell'ultimo dispositivo del Presidente Conte ha parlato di rigorosa limitazione nelle strutture per anziani. Cioè è il Presidente del Consiglio che dice questo. Allora quello che noi chiediamo a tutti i familiari è un altro piccolo sforzo di comprensione, ma non contro qualcuno, ma a favore del fatto che noi dobbiamo proteggere chi è più debole e in questo caso sono gli anziani non autosufficienti che non hanno le difese sufficienti per, diciamo così, per tenere a bada il coronavirus. Allora vi preghiamo, per favore, insomma, abbiamo fatto delle deroghe per gli inserimenti, per le persone che stanno molto male, per chi ha qualche problema di equilibrio, diciamo, di vario tipo e grado, insomma, perché dobbiamo, però molto molto limitate. Adesso, a partire da oggi, in entrata e in uscita, per le poche deroghe che diamo, c'è anche il registro dove devi registrare l'entrata e l'uscita e una persona alla volta, perché se no, guardate, o ci diamo 4 regole, cerchiamo insieme Ma dobbiamo proteggerli, come ha detto lei, ci mancherebbe, sono fragili. Dobbiamo superare la collina e superiamola insieme cercando di fare forza assieme. Solo una nota. In questa settimana è come prima che si parlava, no, della pet therapy. Gli anziani e gli operatori andavano d'amore e d'accordo. Avete sentito? Gli anziani tra loro, ma un clima completamente diverso, disteso, non frastornato da 1000 cose. Per scherzo noi diciamo quasi quasi converrebbe prorogare un altro po'. No, diciamo proroghiamo quello che è giusto prorogare sulla base delle norme nazionali. Detto questo, noi facciamo, un altro dato importante, dei 900 persone che ci sono da noi,
0 casi. Al momento, giustamente, Sì. 0 Ne casi. avevamo alcuni sotto controllo di dimissione ospedaliera, hanno superato tutte le prove, ad oggi 0 casi. Vorremmo rimanere così. Noi facciamo un briefing ogni 2-3 giorni col presidente Michelon, con i capo struttura, con il responsabile della sicurezza, con me, eccetera, eccetera, e andiamo a verificare e a pianificare cosa è necessario Avete fare. capito quando io vi dico che i nostri anziani qui, almeno a Treviso, nelle nostre strutture, sono al sicuro? Avete sentito? 0 casi. Allora, Elisabetta, ormai siamo in chiusura, ti ho visto molto emozionata anche quando guardavi il servizio della mamma con questa meravigliosa, ma quanto sensibile sei, questa calciatrice con questo calcio potente di una sensibilità unica. Come vuoi salutarci, Elisabetta? E cosa vuoi dire a tuo fratello e a tuo papà che sono a casa che ti stanno guardando? Vabbè, già mio papà sa quello che gli voglio dire, quindi che lui non deve vergognarsi di niente e andare avanti a testa alta. Hai capito, perché ha papà? creato una famiglia bellissima, con la F maiuscola, come si dice. Mamma Quindi mia. lo saluto, gli mando un bacio e basta. E volevo salutare e ringraziare tutte quelle persone che ci sono e che stanno dando un contributo enorme, e quando sarà, se supereremo questo secondo step, le ringrazierò di persona, se è possibile. Mamma Martina, che stai adorando tua figlia con gli occhi, te la stai mangiando con gli occhi? I miei figli sono la mia vita, guai che io me li tocca. Volevo mandare un bacio enorme al mio Leonardo, anche a mio marito che è a casa appunto con Leo, perché sennò noi non potremmo essere qua. Volevo dare forza a quella mamma che ho visto con quella bambina. Ho sentito la storia, sono veramente commossa, e quindi forza, vedrai che tutto si risolve. I veneti sono brave persone, grandi persone, vedrai che tutto si risolverà presto. Volevo anche spendere una parola a favore appunto degli anziani, che prima, quando vedevo queste nonnine, io le chiamo così, mi sono tornati a mente i miei nonni materni, anche mia nonna, a cui ho voluto tanto tanto bene, che lei mi raccontava ai tempi della guerra, perché ha fatto sia quella del 15-18 che anche quella del 45-44. E quindi sono delle risorse anche per il nostro cuore, per noi stessi, e anche le mie figlie con i miei genitori, voglio dire, anche con i genitori di mio marito. E questi anziani, come diceva appunto il dottore, bisogna proteggerli perché sono fragili. Sono fragili, esatto. Ecco, un saluto a tutti e grazie, e continuate a donare per Leonardo. Esatto, grazie. E qui vedete Liba in sovrimpressione. Veronica. Allora, io volevo mandare un bacio a mio fratello e salutare mio papà che è a casa, perché sennò dovrei esserci io, perché di solito sono io che sto a casa con Leonardo quando magari qualcuno ha qualche impegno. Ma quanto bene volete sto Leonardo? Tanto. Dottor Pavan, non servono altre parole, come vuole salutare? Saluto in un modo atipico e abbraccio anch'io Leonardo, che non conosco, ma questa puntata, questo incontro, insomma, mi ha aperto un'altra bella storia d'amore, insomma, perché sono storie d'amore. Ecco, e quindi auguri davvero di cuore. E noi invece ringraziamo, oltre a questa meravigliosa famiglia, ringraziamo anche il dottor Giorgio Pavan, perché con quanta serietà sta cercando di proteggere, assieme naturalmente al CDA, ma soprattutto lui, perché io lo conosco molto bene, sta cercando di proteggere questi anziani che ha a carico. Allora adesso chiediamo al nostro cantante con quale canzone ci vuole salutare. Finiamo con Urlo e non mi senti di Alessandra Amoroso. Prego. Grazie. Tornerò meno fragile,
aspetterò alla finestra mentre un altro giorno passa in fretta. Resta lì pure in silenzio giudica, ora che non avrai più paura di soffrire ancora, e dormi tranquilla e stai lontana dai miei sbagli. Intanto che riposi io continuo a chiedermi perché urlo e poi tu non mi senti, e dimmi se a volte poi mi cerchi tra la gente, e se soltanto pioggia o sono lacrime allungo le mie mani, ma tu sei distante. Sparirò come pioggia tra la sabbia, brillerò tra le stelle, chiudi gli occhi e riuscirai a toccarmi. Dicono che non si può rinascere, facile dirlo per chi non ha incontrato la tua pelle. Dormi tranquilla, stai lontana dai miei sbagli. Intanto che riposi io continuo a chiedermi perché urlo e poi tu non mi senti, e dimmi se a volte poi mi cerchi tra la gente, e se soltanto pioggia o sono lacrime allungo le mie mani, ma tu sei distante. Proprio ora che allungo le mie mani, ma tu sei distante. Dormi tranquilla e stai lontana dai miei sbagli. Intanto che riposi io continuo a chiedermi perché urlo e poi tu non mi senti. Dennis Capovilla. Ciao Mauro, buonanotte Leonardo, buonanotte a voi, alla prossima puntata.